17 attivisti dei centri sociali sono stati denunciati all'autorità giudiziaria perché considerati responsabili dei violenti scontri avvenuti il 20 gennaio scorso in occasione della manifestazione pro-Palestina avvenuta nel quartiere dei Ferrovieri. È quanto è emerso al termine della prima fase dell'indagine della Questura di Vicenza in collaborazione con i colleghi di altre città. Infatti solo 12 dimostranti sono residenti a Vicenza, 3 invece di Treviso, 1 di Venezia e un altro di Bologna. Tutti sono noti appartenenti ai centri sociali delle stesse città con numerosi precedenti penali di polizia per reati analoghi commessi in occasione di altre manifestazioni in Veneto e in altre regioni. Nel corso della manifestazione alcuni partecipanti avevano tentato di deviare dal percorso concordato per avvicinarsi alla Fiera di Vicenza e protestare contro la presenza di espositori israeliani. Nei tafferugli che ne erano seguiti, 12 appartenenti al reparto mobile e alla Digos erano stati feriti. L'attività di indagine della Polizia di Stato continua con l'esame di ulteriori filmati ed immagini. Non è escluso che il numero dei denunciati possa salire nel corso delle prossime settimane.